Presentazione del Festival dei Cuori di Tarcento, l'assessore De Anna invita anche per il futuro al ridimensionamento delle risorse e comunque soprattutto all'impegno personale, dunque prima di mostrare le proprie capacità con un percorso e dopodiché la Regione finanzierà. Certamente, sempre di più nel prossimo futuro la Regione sosterrà programmi e progetti dove tutti si mettono in discussione, a cominciare da chi vi parla. Questo festival, che è giunto alla 42esima edizione, credo sia il più datato nella nostra regione, dimostra però ancora un alto grado di freschezza e soprattutto mi sono piaciute le affermazioni del presidente del gruppo folcloristico Chino Ermacora quando dice: abbiamo concentrato tutte le risorse per la buona riuscita del festival. Qual è il rischio quando si pensa ad un evento? Di perdere di vista l'obiettivo finale sull'evento e pensare un po' di più agli eventi collaterali o di arricchire e implementare la manifestazione, quando invece, se andiamo alle origini, questo festival nasce per promuovere, sostenere quello che è il folklore. Una manifestazione che punta anche all'estero all'internazionalizzazione con la partecipazione di gruppi che provengono proprio da altre realtà. Sì, questo è stato fin dall'inizio, nel 1965 si era già cominciato a pensare appunto a una dimensione all'epoca europea, chiaramente perché era quasi impossibile circuitare gruppi a livello intercontinentale, quindi poi con l'andare del tempo, diciamo così, ci siamo specializzati anche in questo settore, cioè cercando di portare quasi tutti i continenti ogni anno a Tarcento. Questo. Citiamo alcuni continenti che saranno presenti, alcuni gruppi. Abbiamo, diciamo così, il Venezuela, quindi abbiamo l'America Latina, parte, poi diciamo in l'Europa c'è la Russia comunque rappresentata, abbiamo l'Asia con le Filippine e poi abbiamo l'Africa che è rappresentata sia dal Kenya che dalle Mayotte, che però, come dicevo prima nell'intervento, nella conferenza stampa, portano con loro le tradizioni maori, quindi diciamo che un ninin di Oceania siamo riusciti anche quest'anno a averla. Ecco, quindi questo è, diciamo, dal punto di vista geografico un po' l'orientamento di questa edizione.